Cioè, l'ipnosi è una modificazione di coscienza, la quale la si raggiunge attraverso l'immaginazione, quindi fondamentale focalizzarsi, concentrarsi su un solo oggetto, un solo pensiero che viene suggerito dall'ipnotista e che possiamo chiamare, cioè che si chiama tecnica di induzione. Quindi quando l'ipnotista suggerisce alla persona di immaginare, ad esempio, di assaggiare una mela, di sentirne il sapore, di sentirne il profumo, e di deglutire, di sentire l'energia che questa mela sta dando al corpo della persona, ecco che se il paziente si lascia coinvolgere ed entra in questa immagine, piano piano poi entrerà, o anche velocemente, rapidamente entrerà in trance. Quindi di cosa stiamo parlando? Di modificazione di coscienza. Può essere una modificazione vigile e quindi la persona è pienamente consapevole di tutto ciò che la circonda, anche se si fa tutto molto più distante, si fa tutto molto più lontano, più silenzioso, oppure può essere una trance sonnambulica e quindi la persona è completamente immersa in quello che sta realizzando. E le persone sonnambuliche realizzano, abbiamo detto, l'analgesia e, fra le altre cose, e l'amnesia. L'analgesia può essere anche realizzata dalle persone vigili, ma molto molto abili. Beh, certo. E quindi